Non va la manca bene, lo fa metà e metà. Chi sta me la già mangiare così, ora da coscia aperta. Sapete perché? Perché sono mi sporca. Buongiorno, oggi facciamo cutalette e insalata. Però cutalette intendiamo di pesce sempre. Orata, bella sfilettata. Vi raccomando, quando andate al vostro pescivendolo di fiducia, voglio la cutalette dorata. La da sfilettare così. Poi facciamo cotoletta, pomodoro, insalata, panino, uova, sala, petrusini e pane grattugiato di paprika. Vedete com'è bello giallo? Questo qua diventa croccante fuori e morbido dentro. Ora lo faccio prima. Assaggio, uova, li apriamo, li battiamo per bene, un pizzico di sale, un po' di prezzemolo e agiriamo sempre perché l'uovo non viene bella così a dammi, arriva da un bello sbattuto come si dice a Napoli. Mettiamo nell'uovo le nostre orate, le giriamo per bene in modo che l'uovo attacca a tutta parte. Poi le passiamo nel pane grattugiato, vedete? Fate così questo passaggio qua in modo poi viene tutto bello unito. Dell'olio. Ok, guardate. Uno. Vedete come sono belli. Insalata, un po' di sale e un po' d'olio, lime e lo compriamo. Al solito apriamo il panino, mettiamo sulla piastra, guardate qua, guardate com'è bello bianco. Allora mettiamo la solita base di maionese, mettiamo l'orata, aggiustiamo per bene perché quando voi mangiate si mangi pure col puetti, non solo con lo stomaco. Pomodori e un bel pugno di insalata al lime. Chiudiamo il nostro panino e il nostro panino è fatto. Non fa la manca bene, lo fa metà e metà. Chi sta me la già mangiare così, ora da coscia aperta. Sapete perché? Perché sono mi sporca. Ecco, faccio già mettere. Ma detto più, mi fa male la spina. E che sapore rovina a capire. Guarda qua. Vi do un bacio, ci vediamo alla prossima puntata.